È una giornata storica per la politica agrigentina. La lista azzurri, espressione di Forza Italia, fortemente voluta dall'onorevole Riccardo Gallo, si impone con una vittoria schiacciante alle elezioni di secondo livello, che hanno visto coinvolti 580 amministratori locali. Forza Italia conquista così il primato assoluto, affermandosi come prima forza politica in provincia di Agrigento e confermando una leadership solida e radicata nel territorio. Una vittoria costruita sul campo grazie a una strategia territoriale lungimirante, culminata nell'elezione di Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, una scelta precisa, pensata per rafforzare il legame tra le istituzioni, il territorio e premiare così la capacità amministrative riconosciute e apprezzate. Il successo degli azzurri, affermano i vertici di Forza Italia di Agrigento, è stato ulteriormente confermato dall'elezione di 3 consiglieri del Libero Consorzio Comunale: Domenico Scicolone, presidente del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro, Alessandro Grassadonio, consigliere comunale di Sciacca, e Giovanni Cutrera, vicepresidente del Consiglio Comunale di Montevago. Fondamentale è stato il contributo di tutti i 12 candidati della lista che, con spirito di squadra, con determinazione, hanno reso possibile un risultato tanto prestigioso, un impegno corale che ha permesso di consolidare una vittoria non solo numerica ma politica e strategica. Abbiamo vinto perché abbiamo creduto nella squadra, nelle persone, nei territori. Il nostro è un progetto politico serio, inclusivo, vicino alla gente, ha dichiarato l'onorevole Riccardo Gallo, artefice di un successo che proietta così Forza Italia al centro della scena politica provinciale. Il segnale è forte e chiaro: il futuro di Agrigento passa attraverso la visione, il radicamento e la forza del progetto azzurro.